Ando, ti chiedo subito un'impressione sul campionato di Serie B, sono passate 8 giornate e nello specifico su Palermo. Guarda, in generale su quello di Serie B un campionato molto equilibrato, dove a oggi non si evince una squadra che possa comunque alla fine fare da padrone in questo campionato, quindi credo che ancora si va verso un equilibrio per cercare comunque di indirizzare il campionato. Il Palermo comunque alla fine ha una rosa molto molto importante, con una base importante degli anni precedenti, e io credo che comunque abbia tutte le caratteristiche per poter comunque vincere il campionato. Che idee ti sei fatto sulle difficoltà al Barbera della squadra, visto che è stato un problema anche soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione? Ma io ho sempre pensato, ho sempre trasmesso a tutti nello spogliatoio, dai giocatori allo staff tecnico, alla società, che io non vedo assolutamente un problema pubblico, anzi vedo un plus. Quello che ti dà lo stadio, quello che ti dà la gente di Palermo, credo che in pochi possano comunque alla fine trasmettertelo così con questa passione, con questo amore, con questa veemenza in positivo. Quindi per me non è non è un problema, si vuole montare un problema in casa dei risultati che non arrivano, ma credo che non sia quello il problema. Hai detto ai lavori, quali squadre realmente sono attrezzate per la promozione? C'è davvero tanto, è difficile riuscire a capire quali sono le squadre che possono ambire la promozione. Assolutamente sì, e non vorrei dimenticarne qualcuno per mancargli di rispetto, ma io credo che il Palermo, la Cremonese e il Sassuolo, io credo che siano delle squadre molto attrezzate, ripeto. Magari ne sto dimenticando qualcuno e ce n'è qualcuna ancora più importante di queste qua, ma credo che loro comunque sono delle squadre davvero, davvero importanti. Grazie.